L'agricoltura in Veneto batte la crisi e fa volare la produzione agricola del 2011 su valori che si aggirano sopra i 5 miliardi di euro, livello più alto raggiunto negli ultimi 10 anni, con un incremento rispetto al 2010 del 10%, derivato principalmente dall'aumento dei prezzi. I dati sono stati presentati oggi nella sede di Veneto Agricoltura, in occasione del report annuale sull'andamento agricolo regionale. Le cifre del 2011, secondo l'analisi, hanno superato ogni aspettativa, dato che, nonostante il calo delle imprese agricole iscritte ai registri delle Camere di Commercio, anche in Veneto, come nel resto della nazione, l'agricoltura è l'unico settore in controtendenza e con una classe dirigente di oltre 1.000 nuovi giovani agricoltori pronti a cogliere tutte le opportunità offerte dal programma di sviluppo rurale. La Regione Veneto, infatti, come ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Franco Manzato, ha firmato il Patto per i giovani, allo scopo di incentivarli ad appassionarsi all'agricoltura, anche perché sono portatori di innovazioni, idee ed entusiasmo, per guardare con ottimismo a un futuro che già oggi deve essere affidato alle nuove generazioni. In questo momento il trend sui giovani è fortissimo, l'attrazione è ancora di più, credo che sarà un buon insegnamento non solamente per loro ma anche per le istituzioni che capiscono magari linguaggi nuovi. La sintesi dei dati ha preso in considerazione tutti i comparti del settore primario veneto, nonché le importazioni e le esportazioni. Tra tutti emerge in modo particolare come siano diminuite le imprese agricole venete, con un meno 2% rispetto al 2010, mentre sono aumentate le società di persone e le società di capitali, con un 5% in più di occupati nel settore agricolo, percentuale che corrisponde a quasi 70.000 unità. Inoltre, dato non trascurabile, è che la produzione vitivinicola si è confermata il comparto trainante dell'agricoltura veneta, con una produzione il cui valore è pari a 1,3 miliardi di euro, con un 20% di esportazioni in più rispetto al 2010, segno tangibile di come la qualità sia riconosciuta e apprezzata anche all'estero. Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura, ha poi sottolineato l'importanza di prediligere i prodotti made in Italy, che nonostante i prezzi più elevati assicurano qualità e trasparenza, dando così la possibilità ai mercati di risollevarsi dalla crisi e ripartire con forza. Ci sono due fattori fondamentali però: i prodotti che provengono tante volte dall'estero non sono prodotti di alta qualità come abbiamo invece sottolineato prima che dalla parte delle nostre aziende agricole invece sono prodotti scarsamente certificati, per cui tante volte non sappiamo cosa portiamo sulle tavole, quando invece i prodotti nazionali e soprattutto i prodotti veneti sono altamente qualificati e soprattutto altamente certificati.